mostra per 2 giorni un patrimonio inestimabile, ovvero l'Italia, in un luogo dal valore inestimabile, ovvero Piazzola sul Brenta, cittadina dell'Alta Padovana, che è una vera e propria cartolina, una delle tante dell'Italia. E l'Italia delle Pro Loco, che questo patrimonio lo valorizzano proprio per una sorta di missione, si è ritrovata a festeggiare proprio a Piazzola sul Brenta. Una festa, ma in realtà è un momento per parlare di un importantissimo istituto che esiste e che è veramente utilizzato moltissimo tra l'altro in Veneto, che sono proprio le Pro Loco. Le Pro Loco sono una specie di la vera agenzia del turismo di moltissimi paesi, dove è un veicolo dove vengono create iniziative a supporto della conoscibilità stessa del territorio, dei suoi prodotti, dei nostri paesi, delle nostre città, che sono tutte meravigliose, e penso che la prova ne abbiamo qua dietro. Ed è solo che un grande ausilio che si può dare a tutte anche le amministrazioni. Quindi oggi ho voluto essere qui presente, uno perché una piazzola è stupenda, ma questa iniziativa non si può che non condividere, che non supportare. Tra l'altro è un coinvolgimento davvero totale, vediamo insomma gente di tutte le età, ci sono figuranti, è quasi difficile arrivare in città, quindi ci sono ancora iniziative come questa che riescono a coinvolgere, che sono molto sentite. Ma questa forse è la vera grande forza delle nostre comunità e dell'Italia, e a prescindere da tante filosofie di politica, tante filosofie che magari si parla o sui giornali e che lasciano un vuoto dietro sé. Invece quello che è la potenza che abbiamo noi in Italia sono proprio queste comunità, che quando si fanno questi eventi dove ci si sente anche veramente padroni della nostra terra, dove ci si sente veramente parte di un grandissimo progetto che è quello di vivere i nostri paesi e di stare in mezzo alla nostra gente. Festa che si prepara quanto prima? Ma grande lavoro, come purtroppo per fortuna le Pro Loco sono abituate a fare, tanto volontariato, tanta attività, tanta passione per mettere in evidenza tutte quelle che sono le cose più belle del Veneto. Il folklore come oggi, poi nel festival l'enogastronomia e tutte le attività che le Pro Loco 365 giorni all'anno svolgono nel territorio. Questo è un momento di festa, di immagine, anche ringraziamo anche le autorità che ci sono vicine e ringraziamo tutti, soprattutto però i 60.000 volontari delle Pro Loco Venete che lavorano tutto l'anno per il loro territorio e tutta la gente che si avvicina e partecipa alle nostre attività. Quante manifestazioni come queste vede lei? Me ne vedo tantissime, se consideriamo che in Italia le Pro Loco realizzano oltre 30.000 eventi e che sono il motore di ogni località. Vi lascio immaginare quello che realizzano e a quante occasioni come questa riusciamo ad andare. Certo, quella del Veneto è un appuntamento un po' più ampio. In questa occasione abbiamo voluto, grazie chiaramente all'intuizione del Comitato Regionale Veneto di Giovanni Follador, che ha in qualche modo portato avanti questa iniziativa, mettere insieme tutta una serie di esperienze, quindi far rappresentare nello stesso posto, ci sono più di 100 località rappresentate tra Pro Loco Venete e comitati regionali d'Italia, quindi ci sono circa 14 regioni che rappresentano le proprie specialità e quindi un contenitore unico per vedere quello che succede in ogni località e per dimostrare che le Pro Loco sono il motore dell'economia, delle attività sociali, della salvaguardia e della valorizzazione territoriale. Un impegno che valorizza l'intero paese e che nel Festival delle Pro Loco del Veneto trova uno dei suoi momenti più importanti per le 66 Pro Loco Venete e le 14 delegazioni nazionali che si sono ritrovate in Piazza della Filatura, l'ex aiutificio, per raccontare il mondo dell'associazionismo. Un impegno importante che promuove il turismo della regione grazie ad un calendario di eventi capaci di superare i 5 milioni di visitatori l'anno.